Comune di Agrigento a caccia di finanziamenti per combattere il disagio abitativo e batte cassa al posteggio pluripiano gestito da una ditta privata inadempiente. 2 magistrati siciliani tornano in lizza per la più importante procura d'Italia. Sono tornati insieme e aspettano un figlio. Le tunisine aveva denunciato lui, un medico, per violenza sessuale. Nonostante il perdono, la donna è stata obbligata a testimoniare ed ha confermato l'accaduto. 2 giovani di Canicattì fermati dalla volante della polizia non avevano soltanto violato il coprifuoco, gli agenti trovano oggetti atti allo scasso e altri di dubbia provenienza. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il Comune di Agrigento intende partecipare al programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. Per questo programma saranno assegnate delle risorse finanziarie per interventi pubblici. Agrigento ha scelto di presentare una proposta con ambito di intervento nel rione Rabateggiu-Santa Croce e le aree confinanti caratterizzate da abbandono e da disagio abitativo. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Il Comune di Agrigento parteciperà al programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, meglio conosciuto come PINQUA, che prevede possibilità di intervento. Per questo programma, cui saranno assegnate delle risorse finanziarie per interventi pubblici, Agrigento ha scelto di presentare una proposta con ambito di intervento nei rioni Rabateggiu, Santa Croce e le aree vicine, caratterizzate da abbandono, da disagio abitativo. La proposta prevederà tra l'altro l'attivazione di finanziamenti pubblici e privati, il coinvolgimento di operatori privati anche del terzo settore, la previsione di misure e di modelli innovativi di gestione, inclusione totale, welfare urbano, processi partecipativi finalizzati all'autocostruzione, insomma soluzioni idonevoli per la rigenerazione del tessuto socio-economico del nostro territorio. Riprendendo il tessuto urbanistico originale e nello stesso tempo, secondo sempre le indicazioni del decreto di cui vi ho dato copia, riprendere tutte quelle attività commerciali, turistiche, di piccolo artigianato, perché prima era così, diciamo, composta l'area, per riqualificarlo da un lato e ridarlo alla città. Ovviamente gli alloggi diciamo, che si verranno a realizzare saranno tutti alloggi da dare poi a canone sostenibile, ovviamente, perché il Comune non ci può speculare. Si parlava pure della riqualificazione di Parco Icori. Parco Icori è la parte sottostante. Questa è una fetta di città che purtroppo io userei un termine di malata, nel senso che è stata fatta questa bellissima opera che dà a uno scenario spettacolare, però è abbandonata, hanno già rubato addirittura i tombini, i cavi di rame, c'è stato uno scempio. Questa è un'altra opera interessante proprio per ricucire questa parte di territorio, di tessuto, che è bellissima. Finalmente qualcosa di concreto sta venendo fuori. Ecco quindi l'avviso di partecipazione che il Ministero ci dà la possibilità di poter portare avanti. Sono dei progetti, come ha detto poco fa l'architetto Greco, come hanno detto poco fa i miei 2 assessori, Costanza e tutto il mondo. C'è la possibilità di una riqualificazione di quel famoso centro storico di cui noi tutti dobbiamo essere orgogliosi di avere, perché il quartiere del nostro centro storico, se riqualificato, se verrà migliorato come qualità di vita, naturalmente sarà un fiore all'occhiello alla nostra città e naturalmente un fulcro principale per il turismo e per l'economia della stessa città. L'architetto Greco parlava anche di altre iniziative, è vero. Io non sono avvezzo a comunicare, io non riesco a stare sui social perché il tempo che voglio dedicare al mio operato è quello più costruttivo e alla mia città. Vedete la scrivania pienissima di carte, perché voglio avere io la contezza di quello che sta succedendo sia nel Palazzo di Città ma nell'intera cittadina agrigentina. Naturalmente il lavoro è immane, però ripeto, non l'ho comunicato e non sono avvezzo a comunicarlo, ma non è soltanto questo argomento, questo settore, questa parte del nostro centro storico. Già i due assessori, anche l'architetto Greco, hanno parlato di tante altre iniziative. Parliamo del Parco Icori che già dall'indomani del nostro insediamento abbiamo iniziato a lavorarci su, e oltre all'avviso di cui parlava l'assessore di tutto il mondo, abbiamo anche tante altre iniziative da parte di multinazionali che sono interessate alla nostra città.
Noi siamo visti da lontano con un interesse particolare. Lo sguardo delle multinazionali su Agrigento è puntato, è interessante, perché loro vedono in noi un potenziale turistico e economico immenso. Dobbiamo essere bravi noi ad accogliere le richieste, a farle nostre e poi a scegliere il miglior offerente. Lo stesso stiamo parlando, non ne volevo parlare, ma è uscito fuori l'argomento. Il Villaggio Mosè per me è una piaga, è stato il mio cavallo di battaglia durante la campagna elettorale. Il Villaggio Mosè va riqualificato. Ebbene, anche lì ci stiamo mettendo male, scusate l'io, perché siamo noi che stiamo lavorando, la cabina di regia è vero, la sto dirigendo io, ma sono i miei attori che stanno lavorando per me. Lavoriamo tutti assieme e l'ho ripetuto una volta, lo ripeto anche ora, non c'è un assessorato a Tenuta Stagna, sono tutti assessorati che tra di loro collaborano, l'uno fa qualcosa per l'altro e viceversa, e grazie a questo stiamo riuscendo ad andare avanti. La ditta che gestisce il parcheggio pluripiano di Agrigento non paga il canone. La Commissione Bilancio chiede la rescissione del contratto. Oggi l'amministrazione gli invia l'out-out. C'è il servizio. A sollevare il caso a Palazzo dei Giganti è stata la Commissione Bilancio, composta dai consiglieri comunali Davide Cacciatore, Simone Gramaglia, Marco Vullo e Pasquale Spataro. Parliamo del presunto danno erariale al comune di Agrigento causato dal posteggio pluripiano di via Empedocle, uno dei beni che la precedente amministrazione ha esternalizzato. In ben 2 sedute la Commissione Bilancio ha chiesto conto e ragione di ciò che stava accadendo, convocando il dirigente di riferimento Giovanni Mantione e il vice sindaco Aurelio Trupia. La Commissione ha ritenuto fosse necessario accertare i mancati pagamenti ed eventualmente procedere con immediata rescissione del contratto per giusta causa. Oggi il Comune di Agrigento ha inviato una PEC alla ditta che gestisce il parcheggio pluripiano, invitandola a mettersi in regola con il pagamento del canone. Secondo quanto riferisce l'assessore al bilancio Trupia, restano da versare infatti parte del canone 2018 degli anni 2019 e 2020. La somma totale ammonterebbe a circa 220.000 euro, considerato che il canone di un biennio è fissato alla somma di 160.000 euro. Nell'atto di diffida si chiede alla ditta di mettersi in regola con i pagamenti, pena la rescissione del contratto. La questione in mattinata è stata sollevata anche da Giuseppe Di Rosa di Associazioni Mani Libere, che con una nota ha invitato il sindaco di Agrigento Franco Miccichè a rescindere il contratto con immediatezza e per giusta causa. Insediati, noi siamo stati informati, abbiamo preso nozioni sulla vicenda che io già peraltro conoscevo anche già da prima, non c'era stato un accordo con la vecchia amministrazione, ma questo mi interessa poco, andiamo avanti. Ho scoperto che il contenzioso e la causa che era stata seguita da un giudice adesso era rimasta bloccata, ferma, perché lo stesso giudice è stato trasferito a Palermo. Quindi immediatamente, concordato col Presidente del Tribunale, io con i miei assessori sono andato a trovare il Presidente del Tribunale. Il Presidente del Tribunale immediatamente, in maniera molto solerte e molto sensibile, lo devo ringraziare, ha affidato la causa a un altro magistrato, un altro giudice. Penso che, se ricordo bene, tra marzo e aprile quindi uscirà la sentenza, quindi a sentenza poi fuori, poi vedremo vedremo sul da farsi. Naturalmente il nostro intento è quello di ripristinare immediatamente il pluripiano, perché anche quello lì è un polmone, certo. È un polmone tale per il nostro centro storico. Allora sì che potremmo iniziare a parlare di aumentare le ZTL, di aumentare la zona pedonale agrigentina, di fare veramente Agrigento una città europea. Il TAR del Lazio annulla la nomina di Michele Prestipino a capo della Procura di Roma. I giudici amministrativi hanno accolto i ricorsi del procuratore di Palermo Francesco Lovoi e del procuratore generale di Firenze Marcello Viola. Si riapre dunque la partita per la nomina della più importante Procura d'Italia, deciso lo scorso 4 marzo. I 2 magistrati siciliani tornano in lizza. Arturo Cantella. Il TAR del Lazio accoglie il ricorso dei procuratori Marcello Viola e Francesco Lovoi, annullando la nomina di Michele Prestipino Giarritta quale procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. È stato così respinto il ricorso del procuratore Giuseppe Creazzo. Marcello Viola, originario di Cammarata, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Inviduglia,
ha impugnato innanzi al TAR del Lazio i provvedimenti con i quali era avvenuta la nomina del procuratore di Roma. Anche il procuratore di Palermo, Francesco Lovoi, assistito dall'avvocato Salvatore Lionti Pensabene, ha presentato il ricorso che è stato accolto. Con il ricorso gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno sostenuto come il CSM avesse illegittimamente revocato l'originaria proposta di conferimento a Marcello Viola dell'incarico di procuratore di Roma, a seguito di un provvedimento penale della Procura della Repubblica di Perugia relativa alle condotte del magistrato Luca Palamara e di taluni componenti del CSM. Con il ricorso è stato in particolare sostenuto come la revoca della precedente proposta di conferimento dell'incarico fosse stata adottata pur essendo stato acclarato dallo stesso CSM il mancato coinvolgimento del dottore Viola rispetto al suddetto procedimento penale. Con il ricorso è stato altresì rilevato come il giudizio di prevalenza espresso nei confronti del procuratore Prestipino Giarritta fosse viziato sotto svariati profili, avendo tra l'altro il CSM omesso di valutare i numerosi titoli e le importanti esperienze vantate dal procuratore cammaratese Viola e non avendo tenuto conto che Prestipino può vantare solo funzioni semidirettive come procuratore aggiunto presso le procure di Reggio Calabria e di Roma, a fronte delle funzioni direttive svolte invece da Viola, che è stato procuratore della Repubblica a Trapani, attualmente procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze. Prestipino Giarritta, difeso dagli avvocati Massimo Luciano, Pieri Massimo Chirulli e con Patrizio Ivo D'Andrea, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Il TAR del Lazio ha rilevato come dalla documentazione relativa all'indagine di Perugia fosse emersa la qualità di parte offesa del dottore Viola rispetto alle macchinazioni o aspirazioni di altri. Il TAR ha altresì rilevato come la decisione del CSM di non confermare la proposta volta al conferimento al dottor Viola dell'incarico di procuratore di Roma sia quindi immotivata in assenza di elementi oggettivamente riscontrabili a suo carico. Quindi, per effetto della sentenza del TAR del Lazio, il CSM dovrà nuovamente procedere alla nomina del procuratore della Repubblica di Roma, confermandosi ai principi del diritto affermati dal giudice amministrativo. Siamo tornati ad abitare insieme, ci siamo riappacificati, aspettiamo un bimbo, sono al 4° mese di gravidanza. Una 34enne marocchina che aveva denunciato e fatto finire a processo il marito, un medico di 32 anni più grande, dopo il rinvio a giudizio dell'uomo lo perdona e ritira la costituzione di parte civile. Se il suo difensore, l'avvocato Laura Lopressi, ha formalizzato la rinuncia a chiedere danni all'imputato, la donna in ogni caso è stata obbligata a testimoniare perché l'accusa di violenza sessuale è perseguibile anche senza la querela della vittima. Sotto accusa un medico di 66 anni rinviato a giudizio per le accuse di violenza sessuali, lesioni aggravate, porto ingiustificato di arma fuori dalla propria abitazione, maltrattamenti con l'aggravante dell'odio razziale. Il medico, difeso dall'avvocato Fabio Inglima Modica, avrebbe maltrattato la donna aggredendola fisicamente e verbalmente, vessandola, umiliandola, impedendole di professare liberamente il suo credo religioso. In particolare l'avrebbe denigrata e minacciata, aggredendola fisicamente e costringendola a rinunciare ai riti della propria religione islamica, continuamente da lui denigrata. Al medico viene contestato anche di averla picchiata in 2 circostanze, ma soprattutto di averla costretta a fare sesso durante il Ramadan, violando le regole del suo credo religioso. Accuse che la donna, nonostante il perdono e la riappacificazione, rispondendo al PM Gianluca Caputo, ha confermato, ribadendo che quanto aveva sostenuto e messo per iscritto nella querela era corretto. Beni confiscati alla mafia, il flop della gestione statale, attive solo 39 imprese su 780, è il più allarmante dei dati che emergono dalla relazione che la Commissione parlamentare antimafia dell'ARS, presieduta da Claudio Fava, dichiara. Vediamo. Lavoratori delle aziende confiscate, gli amministratori giudiziari, i coadiutori, le associazioni del terzo settore che cercano di portare avanti una politica di riuso dei beni immobili confiscati, sindacalisti, giornalisti, tutti coloro che potevano offrirci uno spunto. Naturalmente permettetemi di ringraziare i nostri consulenti, è stato un lavoro molto complesso che pretendeva anche una attenzione alla puntualità dal punto di vista della valutazione tecnico-giuridica. Ne viene fuori un quadro
200 pagine, che è molto preoccupante. Molto preoccupante perché un po' riporta le fotografie che questo passato recente ci ha fornito, cioè di una mortalità estremamente alta delle aziende confiscate, di una difficoltà a utilizzare come ricchezza sociale, quindi in termini di riuso, i beni immobili che sono stati confiscati, difficoltà da parte degli enti locali, difficoltà da parte delle associazioni di poter accedere in forma, diciamo, concreta, positiva, progettuale. Il dato molto preoccupante di molti beni che risultano occupati e il dato ancora più preoccupante è che di questo ci siamo accorti non perché ci sia stato, diciamo, un atto di resipiscenza. Le associazioni del terzo settore che hanno partecipato al bando dell'Agenzia per l'assegnazione di diversi di questi beni immobili in tutta Italia, molti dei quali qui in Sicilia, ci hanno raccontato, e di queste testimonianze ne trovate ampia traccia, dello stato in cui questi beni si trovavano. Molti erano occupati, lasciamo perdere che parecchi erano in condizioni ormai di devastazione compiuta e completa, ma molti erano occupati da coloro ai quali erano stati tolti e che hanno continuato a risiedere tranquillamente in questi beni, in alcuni casi anche beni produttivi, pensiamo a piccole aziende agricole, pensiamo a pezzamenti di terreno, in alcuni casi si sono trovati di fronte a personale che stava completando il raccolto delle arance o delle olive, beni che formalmente erano ormai di proprietà dello Stato da quasi 15 anni. Quindi un senso di impunità tollerata e tutto sommato piuttosto diffusa, che è venuta fuori soltanto per il lavoro molto volenteroso, molto prezioso di monitoraggio e denunce che hanno fatto diverse di queste associazioni. Il quadro è imbarazzante soprattutto se pensiamo a cosa ci restituisce questa fotografia in Sicilia. I dati dell'agenzia li conoscete: su 780 aziende definitivamente confiscate solo 39 sono attive, su 459 destinate solo 11 non sono state destinate alla liquidazione, quindi un tasso di sopravvivenza bassissimo. Il primo problema che ci viene incontro riguarda l'agenzia. Un restart che era stato annunciato in pompa magna, promesso, certificato anche di fronte a questa commissione dal vecchio direttore, il prefetto Frattasi, ma che è rimasto sulla carta. La sezione agrigentina dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, condivide e rilancia l'appello di Confindustria Sicilia al governo Draghi. Le imprese dovranno questo mese versare i contributi provvidenziali in misura piena a causa dell'incapacità delle istituzioni di dare seguito a un provvedimento del dicembre 2020 che prevedeva la decontribuzione del 30%. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Sull'insediamento del nuovo governo Draghi dice la sua anche il presidente dell'ANCE di Agrigento, Associazioni Costruttori Edili, che racchiude la maggior parte degli imprenditori della nostra provincia del settore. Accogliamo l'appello di Confindustria Sicilia al governo Draghi, non si cerchi la collaborazione delle sigle di categoria, se questa è solo una foglia di fico per giustificare scelte non condivise che vanno solo a danno del territorio e degli imprenditori. Così il presidente dell'ANCE Carmelo Salamone interviene in seguito a quanto dichiarato dal Consiglio di Presidenza di Sicindustria, in merito al fatto che le imprese dovranno questo mese versare i contributi previdenziali in misura piena, dicono gli imprenditori siciliani. L'incapacità delle istituzioni di dare seguito a un provvedimento del dicembre 2020 che prevedeva la decontribuzione al 30%. Da tempo, continua Salamone, denunciamo come le politiche realizzate a livello nazionale siano mirate a danneggiare profondamente e irrimediabilmente il tessuto produttivo del Paese. Oggi si vive di incertezza, di precarietà e ogni nuova misura adottata non fa che peggiorare il quadro complessivo. Per questo, continua Salamone, sposiamo la linea di Sicindustria di ferma resistenza a ogni coinvolgimento di sola facciata nei processi decisionali, mentre a Roma si continua a discutere, dice Salamone, Sagunto viene espugnata.
Intanto lo stesso Carmelo Salamone, nella sua qualità di presidente, era intervenuto qualche giorno fa con un suo comunicato stampa in merito allo stop della riforma sugli appalti. Rappresenta un'occasione mancata per il comparto. Inviterei, continua Salamone, in tal senso, chi ha ruoli di rappresentanza istituzionale a tenere fuori il settore dalla polemica politica, a commentare così la bocciatura da parte della Corte Costituzionale della legge regionale sugli appalti. E quanto afferma il presidente Salamone, non abbiamo mai risparmiato le nostre critiche, anche dure, alla regione siciliana per alcune delle scelte fatte, ma dobbiamo riconoscere all'assessore Falcone di avere sulla riforma del complesso settore degli appalti ascoltato le categorie e tentato una riforma che rispondesse alle effettive necessità del comparto. È un percorso che oggi si è interrotto e ne prendiamo atto, continua Salamone, ma non possiamo accettare che la stessa politica, che nulla ha da dire o addirittura accoglie di buon grado provvedimenti come il decreto semplificazioni, il quale, come abbiamo già detto ampie volte, ha portato a una riduzione della trasparenza e dei diritti della libera concorrenza per quelle aziende, sia oggi a esultare per questa bocciatura, sostenendo come l'obiettivo della riforma fosse un modo per lucrare il voto di qualche piccolo imprenditore edile. Oggi noi abbiamo invece la netta sensazione, conclude Salamone, che sia la volontà di mantenere lo status quo a rispondere a precise logiche. Voglio chiedere maggiore rispetto da parte di una certa politica nei confronti dei piccoli imprenditori edili che ogni giorno rischiano e spendono senza certezza di un ritorno economico per dare un lavoro e tentare di produrre uno sviluppo in una terra che da questo punto di vista appare refrattario alla crescita. Sono sbarcati a Porto Empedocle 146 migranti soccorsi negli ultimi giorni dalla nave Open Arms con a bordo il personale di Emergency. La Croce Rossa Italiana ha effettuato ieri i tamponi pre-Covid-19 per poi procedere al loro trasferimento sulla nave Quarantena Allegra o, nel caso dei minori, in centri di accoglienza a terra. I naufraghi recuperati durante 2 operazioni di soccorso in acque maltesi gli scorsi 12 e 13 febbraio provengono principalmente dal Mali, dalla Costa d'Avorio, dalla Guinea, ma anche da Nigeria, Sudan, Camerun, Togo e Burkina Faso. Tra di loro 2 donne al 4º mese di gravidanza, 58 minori, tra cui il piccolo Moez di soli 3 mesi e 50 ragazzi che viaggiavano non accompagnati. Si terrà venerdì alle ore 15:30 il webinar sul tema La nuova legge urbanistica in Sicilia, promosso dall'Ordine degli Architetti di Agrigento. Vediamo. Presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Alfonso Cimino, un'interessante iniziativa via web che farete venerdì sulla nuova legge urbanistica in Sicilia, un argomento sicuramente di grandissima attualità. Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Agrigento in questi anni ha posto sempre grande attenzione a tante tematiche che riguardavano non solo la nostra libera professione per la valorizzazione della figura dell'architetto, ma anche per la promozione del nostro territorio. E in questo abbiamo parlato di diverse normative che in questi anni abbiamo in parte sollecitato come ordine. E devo dire che questo è un evento importantissimo che parte tutto da alcune consultazioni che sono state fatte alla 4ª Commissione Ambiente presieduta dall'onorevole Savarino per una norma che dopo 40 anni oggi andrà a rivedere il territorio siciliano, pensando al consumo di suolo zero, pensando alle smart city, alle città più green, per una valorizzazione non solo del territorio ma per un riscatto socio-economico della nostra terra. E su questo l'evento parleremo delle novità che verranno fuori da questa legge che è stata proprio approvata la settimana scorsa in assemblea. E questo grazie anche a un governo regionale che ha voluto nel 2019 presentare la legge urbanistica proprio ad Agrigento, un governo regionale che in questi anni con la certezza dei pagamenti, con i bandi tipo, con tante norme che ci potevano riguardare, è stato molto attento alle libere professioni, alla rete delle professioni tecniche, agli ordini professionali. Questa presentazione ad Agrigento ha fatto sì che c'è una grande attenzione per il nostro territorio e noi non potevamo non iniziare questo percorso per raccontare della legge,
con l'assessore regionale al territorio ambiente, l'onorevole Cordaro, col direttore regionale dell'urbanistica, l'architetto Beringheli, col professore Trombino, che è uno dei consulenti anche che ha lavorato su questa legge, con le conclusioni, dicevo, del Presidente della Quarta Commissione Ambiente, l'onorevole Savarino. E questo sia una grande sinergia che noi abbiamo con la Consulta regionale degli architetti, col Consiglio nazionale degli architetti, sarà presente anche Rino Lamentola come vicepresidente nazionale, con la Fondazione Architetti del Mediterraneo. La presenza del sindaco di Agrigento a questo evento è fondamentale, perché proprio su Agrigento abbiamo sempre posto il problema degli strumenti urbanistici, soprattutto di un piano regolatore della nostra città che ancora a tutt'oggi non vede la luce e che è necessario per poter parlare della Agrigento del futuro. Si chiama La tua idea di impresa in Sicilia, il premio messo in palio dalla regione siciliana insieme all'IRFS, 10 premi da 10.000 euro ciascuno per le migliori idee di impresa presentate dai giovani. Vediamo. 10 premi da 10.000 euro ciascuno per le migliori idee di impresa presentate dai giovani siciliani. Questo è l'obiettivo del premio La tua idea di impresa in Sicilia, iniziativa che intende finanziare la fase di start-up di nuovi progetti imprenditoriali sviluppati da giovani inoccupati o disoccupati. I vincitori potranno anche usufruire di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo Sicilia ed essere affiancati da personale qualificato dell'IRFIS a titolo gratuito per lo sviluppo dell'idea di impresa. Il regolamento del premio, finanziato con un plafond di 100.000 euro, 50.000 della Presidenza della Regione Siciliana e 50.000 dell'IRFIS, è stato presentato in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans dal Presidente della Regione Nello Musumeci e dal Presidente dell'IRFIS Giacomo Gargano. È un modo per stimolare la cultura dell'autoimprenditorialità nei giovani, sottolinea il Presidente della Regione Nello Musumeci. Siamo convinti che la Regione possa offrire nuove occasioni per fare impresa creando e promuovendo iniziative innovative. Vogliamo testimoniare un momento di orgoglio ed appartenenza, dare la possibilità ai giovani di restare in Sicilia, seguire le proprie attitudini e produrre lavoro e reddito. Vogliamo essere vicini ai giovani e dare speranza proprio in un periodo difficile come questo, aggiunge il Presidente dell'IRFIS Gargano. L'IRFIS metterà a disposizione un fondo per realizzare e sostenere finanziariamente l'idea di impresa di questi giovani che si metteranno in gioco. È importante che le start-up vengano avviate, ma soprattutto che sopravvivano. Per concorrere bisogna avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, essere residenti in Sicilia da almeno 6 mesi ed essere inoccupati o disoccupati al momento della presentazione della domanda. La proposta imprenditoriale va descritta con un business plan e può riguardare tutti i settori della produzione e dei servizi. La scadenza per candidarsi è fissata alle ore 12 del 31 maggio 2021. I 10 migliori progetti saranno selezionati da un apposito comitato composto da 3 esperti nominati dal Presidente della Regione. Entro il 15 giugno 2021 saranno premiati con un importo di 10.000 euro ciascuno. Un giovane che ha bisogno di realizzare un sogno deve incontrare una mano tesa. E chi, se non l'ente pubblico, può farlo? 10.000 euro è solo così, un modo per dirgli bravo, grazie per l'impegno che hai profuso, continua. Ma poi c'è il sostegno della banca, della finanziaria. L'idea è quella di dare ai giovani siciliani una speranza, giovani che sono inoccupati e disoccupati e da cui l'IRFIS, insieme al governo della regione, vuole dare testimonianza di essere vicini. Non solo per il premio in sé, ma soprattutto perché l'IRFIS metterà a disposizione loro un ulteriore fondo, un finanziamento per realizzare concretamente la propria idea di impresa. Spesso, troppo spesso purtroppo, queste idee finiscono nel giro di qualche mese. I ragazzi non hanno la forza per sostenerle, non hanno le garanzie da offrire. Ecco, l'idea del Presidente della Regione è quella di dare uno stimolo a loro e di dare anche il sostegno concreto perché la loro idea di impresa possa realizzarsi in concreto. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto.
A Sciacca i carabinieri e la polizia hanno denunciato alla locale procura 8 persone originarie di Cattolica Eraclea e Palma di Montechiaro perché si sono irrotte nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Sciacca. Hanno picchiato con pugni in faccia un medico in servizio dopo aver appreso la morte di una parente, una donna di 51 anni di Cattolica Eraclea deceduta poco prima a causa del coronavirus. Gli 8, oltre che dell'aggressione, risponderanno di interruzione di pubblico servizio, danneggiamento aggravato per aver ribaltato alcuni suppellettili e hanno ricevuto sanzioni da 400 euro per violazione delle norme anti-Covid. Incendio la notte scorsa intorno all'1 nell'ospedale Santa Marta e Santa Venerea di Acireale nel Catanese. Le fiamme si sono sviluppate nel reparto di radiologia per motivi ancora al vaglio dei carabinieri, coadiuvati dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio. 6 pazienti del reparto Covid a causa del fumo sono stati trasferiti in un'altra zona dell'ospedale. Vediamo. C'è stata certamente tanta paura, però la situazione è sotto controllo, dottore Scala. Ma la situazione è stata sotto controllo anche perché hanno funzionato in buona parte anche i sistemi di sicurezza, il personale è intervenuto in maniera tempestiva, il principio di incendio naturalmente ha fatto qualche danno dal punto di vista dei fumi e per sicurezza sono stati anche messi alcuni pazienti trasferiti da un locale a un altro locale, sempre nell'ambito dello stesso ospedale. Non sono intervenuti né danni alle persone e semplicemente naturalmente l'esito del principio di incendio con il discorso del fumo che un po' ha sporcato un po' alcuni ambienti che se ne hanno subito le conseguenze, ma poi per il resto ringraziando la buona attività di tutto il personale è andato tutto bene. Ricordiamo questo è un Covid hospital e qui già c'è una situazione di emergenza, è stata un'emergenza nell'emergenza. Vabbè, è stata un'emergenza nell'emergenza, ma abbiamo reagito bene, non c'è stato bisogno di evacuare i nostri assistiti, abbiamo dato assistenza, anzi per quelli che potevano essere, che erano vicini a questa situazione di pericolo, sono stati trasportati in locali diversi e quindi non c'è stata, sempre con la possibilità della massima assistenza dal punto di vista di tipo medico e di tipo infermieristico, quindi non c'è stato mai nessun problema. Il punto vaccini è chiuso per ragioni di sicurezza, verrà riaperto quanto prima? No, stamattina stesso già stanno funzionando il punto vaccinale con l'esecuzione dei vaccini alle forze dell'ordine. A Palermo un bambino di 2 anni è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia a Cervello per aver ingerito hashish. Il piccolo è giunto accompagnato dai genitori in automobile. I primi esami eseguiti avrebbero evidenziato nel sangue un elevato tasso di THC. Durante il ricovero i medici hanno segnalato il caso alla polizia. Di quanto accaduto è stata informata la procura che ha avviato un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità da parte di chi avrebbe dovuto vigilare sul bambino. Anche un canicattinese, Diego Milazzo, 36 anni, è tra gli 11 indagati nell'ambito dell'inchiesta antidroga dei carabinieri di Caltanissetta coordinati dalla locale procura. Il reato contestato è associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti tra Caltanissetta, San Cataldo e Catania. Le indagini sono state avviate nel gennaio 2019 a seguito delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia affiliato al clan Cappello di Catania. Una pattuglia della sezione volanti all'altezza della rotonda Giunone ad Agrigento alle 3:25 della notte fra lunedì e ieri ferma un canicattinese di 33 anni. Stava guidando senza patente una macchina non assicurata e la ragazza che era seduta al suo fianco era anche lei di Canicattì e aveva 31 anni. Non soltanto gli agenti capiscono subito che due hanno violato le prescrizioni anti-Covid, ma ritenendoli sospetti hanno fatto scattare la perquisizione sul veicolo e su quella macchina hanno trovato oggetti atti allo scasso e oggetti di dubbia provenienza, verosimilmente provento di furto, e dunque per l'ipotesi di reato di ricettazione, porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso
che tanto il conducente dell'autovettura quanto la ragazza sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. Per la guida senza patente è naturalmente scattata una contravvenzione di ben 5.000 euro e di 800 invece per la mancanza di polizza assicurativa. Sanzioni per il mancato rispetto del codice della strada che, sommate a quelle per la violazione delle prescrizioni anti-Covid, hanno fatto arrivare il totale a circa 8.000 euro. Nascondono le vincite al gioco per avere il reddito di cittadinanza. 3 denunciati. Vediamo. 3 percettori di reddito di cittadinanza non dovuto nel territorio di Carini. È la conferma di attività che noi svolgiamo, quindi della bontà anche delle attività che svolgiamo istituzionali, ovviamente nell'ambito del controllo del territorio e nell'ambito delle nostre indagini, in cui vediamo anche il particolare aspetto del beneficio del reddito di cittadinanza e in questo caso, così come in precedenza in altri casi, abbiamo avuto dei riscontri positivi, nel senso che abbiamo rinvenuto dei soggetti che non avevano diritto a percepire il reddito in quanto c'erano delle variazioni reddituali e patrimoniali tali per cui non erano più rispettati i parametri della legge. La nostra attività, il nostro aspetto, il nostro apporto in questi termini è nell'ambito delle attività svolte dalla Guardia di Finanza di contrasto ai traffici illeciti, il contrasto alla contraffazione, il contrasto all'abusivismo, il contrasto al sommerso di azienda e sommerso da lavoro, quindi cosiddetti lavoratori in nero o irregolari. Quindi questi sono aspetti che poi vengono evidenziati e valorizzati anche per quanto riguarda gli altri aspetti reddituali che rientrano nei benefici dati dallo Stato a sostegno dei redditi familiari più bassi. Come vi imbattete in questo tipo di reati? Sono delle indagini programmate o succede, diciamo, per caso, tra virgolette? No, ovviamente non c'è una massificazione dei controlli, ma avviene nell'ambito delle nostre attività di intelligence economica finanziaria, nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio, nell'ambito del contrasto all'abusivismo commerciale, come ho detto prima, e quindi dell'attività istituzionale, per cui si vanno poi concretamente a verificare, anche attraverso l'utilizzo delle banche dati che sono in dotazione al corpo, quelle che sono poi tutti gli aspetti patrimoniali, reddituali e per quanto riguarda i flussi economici che sottintendono un'attività di impresa. Il caso classico potrebbe essere il lavoratore in nero oppure colui che ha un'attività di impresa o di lavoro autonomo, ovviamente totalmente abusiva e quindi con un aspetto fiscale importante che è quello dell'evasione dei redditi dovuti alla mancata presentazione di dichiarazioni di imposte dirette o indirette. L'aeroporto Fontanarossa di Catania ha riaperto alle 9 dopo un'intera notte nella quale gli addetti alla manutenzione sono stati impegnati a ripulire la pista e i piazzali dalla cenere vulcanica emessa ieri pomeriggio dall'Etna nel corso di uno spettacolare parossismo durato poco più di un'ora ma di forte intensità. Un ritorno alla normalità per lo scalo etneo in tempi normali tra i più trafficati d'Italia con i suoi 10 milioni di passeggeri all'anno in epoca pre-Covid ma che in questo periodo movimenta solo una quindicina di voli al giorno in partenza e altrettanti in arrivo. I voli di ieri sono stati cancellati o dirottati a Palermo a causa della nube cinerea. Oggi invece tutti gli altri voli in programma sono stati confermati in partenza o in arrivo a Catania. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.